Noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, per i tempi ci siamo dentro, per cui adesso già in questo momento si stanno effettuando le pulizie a fondo della palestra. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, le strutture che hanno ospitato i profughi nella prima fase di emergenza si stanno liberando. Dopo la palestra della scuola Falconetto toccherà la palestra comunale di Feriole a Selvazzano. La destinazione prescelta per il trasferimento, anche se ancora una comunicazione ufficiale non è arrivata, è la palazzina dell'aeroporto militare Allegri, dove probabilmente già a partire da venerdì potrebbero essere trasferiti i 30 richiedenti asilo ospitati a Selvazzano. Una destinazione che già il prefetto Patrizia Impresa durante l'amministrazione Bitonci aveva ipotizzato per gestire il numero di profughi destinato alla città. Ma questo secondo step la cooperativa, che ha organizzato i primi trasferimenti in appartamenti privati, potrebbe scegliere di non aderire. Nelle palestre di Padova ad agosto ad oggi, con Selvazzano ancora funzionante, sono stati accolti circa 150 migranti, su un totale di ospiti nel Padovano che sfiora le 2000 unità. Grande soddisfazione da parte dell'amministrazione comunale. Padova, capitale del volontariato, si è dimostrata capace di accogliere. Ma è stato fantastico anche il quartiere, perché ha capito che la cosa era assolutamente provvisoria e ha collaborato, almeno dal punto di vista proprio emotivo, con la cooperativa, dando supporto, mandando anche dei volontari. Devo dire che ho trovato delle persone assolutamente corrette, rispettose delle regole, aperte al sorriso, e quindi insomma c'è stata una bella alchimia tra le persone accolte e chi le doveva accogliere, e questo ha fatto solo che piacere. Dimostra che quando ci si mette d'impegno a trovare una soluzione, la soluzione si può trovare, e non mettere una persona contro l'altra.